Allora, amici belli, buongiorno, buonasera. Come vedete sono in macchina, il che significa, vi spiego, che tra il 4 di luglio, cioè andare dagli amici, lavorare, ieri sono stato sull'isola e oggi non ho avuto l'autorizzazione per fare il video. Dice, posso fare un attimo il video? No, dobbiamo andare, ed è giusto così, però lo sapete che io poi mi sento in colpa se non cerchiamo di fare una chiacchiera tutti i giorni. E oggi va il micio, i mici, noi siamo gli amici bellini e i mici Gatti va in copertina e scelgo ovviamente un'immagine che è nei nostri occhi, nella nostra testa da quando avvenne. Tra l'altro avevo preso pure uno screenshot interessante, perché se scrivi su Google Gatti gomitata c'è una lista, sicuramente ti riferisci, AI ti dice, sicuramente ti riferisci al giocatore, perché gomitata, gatti potrebbero essere i gattini, e invece no, sicuramente ti riferisci così, e c'è una lista di cose. C'è un limite a tutto, dice il titolo, la copertina, perché la riflessione immediata, e sto leggendo un po' in giro quelli che non sopportano, cioè ho visto più accettare l'idea di Allegri in giro, e ringrazio tutti voi che avete partecipato a quel mini sondaggio nei commenti quando c'è stata l'ufficialità, però Gatti diventa difficile da accettare. Vedi, stanno uscendo parecchi di nomi, incluso il famoso terzino, no? Che adesso forse si va a prendere l'Inter, che dividono la piazza e dice no, io se avviene questo stacco, il mio amore per il Napoli non è più grande del mio valore etico e della mia dignità di persona, ed è assolutamente un discorso condivisibile. Quindi io faccio questo video così a volo dalla macchina, perché devo andare da una cosa, però chiedo anche il vostro parere. Il mio è intransigente. Se per quanto riguarda Allegri, essendo un allenatore ed avendo noi un'esperienza con Conte che per quanto mi riguarda mi ha sorpreso in positivo per duttilità e anche per serietà, perché noi sapevamo, noi ti pigli Manna, ti pigli Conte, questa juventinizzazione del Napoli, queste scelte di De Laurentiis così, hanno destato un po' di curiosità e un po' di preoccupazione, insomma, capire perché stiamo facendo tutto questo. Non c'erano altre idee possibili da esplorare. Però Conte è stato molto serio quando poi è stato messo di fronte a quella roba napoletana, chi non salta juventino devi dire che sei anti-juventino, e Conte ha detto no, non ve lo aspettate proprio, io sono un professionista, adesso sono qua, lavoro per il Napoli e sono il primo tifoso del Napoli adesso. Poi Conte si è vissuto moltissimo anche la città, io credo che l'essere del sud abbia anche prevalso rispetto all'essere juventino, lui è un simbolo della Juventus, però credo che si sia preso bene con la maggior parte, insomma, dei tifosi e della città. Mi interessano poco quelli che sono i giochetti speculativi che stanno accadendo adesso. Il Napoli sta inguaiato per colpa di Conte, le scelte di Conte, cioè, va bene, Conte li ha appittati con un appellativo di falliti, riguardando insomma i giornalisti, e adesso loro ovviamente che si sono sentiti accusati e offesi reagiscono così contro il male, e va benissimo. Basta una curva, aspetto una curva, tutti quelli che adesso Allegri vedrete che è meglio, oppure quelli che Allegri è meglio di Conte, perché così, oppure quelli che sono tutti uguali, sono uguali così. Basta una curva e Allegri farà la stessa fine di Conte nell'immaginario collettivo. Adesso deve essere così. Bentornata Babbi, hai preso tutto? Ha preso tutto. Quindi la facciamo breve nella richiesta di dirmi anche voi cosa ne pensate. State accorta che signora, la macchina, io non mi fido molto dei drivers qua in America, io dico no, abbiate pazienza. E poi la riflessione si può allargare anche a livello
tecnico-tattico. Gatti deve uscire per forza, come usciranno i nomi legati ad Allegri del Milan, quindi uscirà il nome Tomori, uscirà Gabbia, uscirà Pavlovic, usciranno tutti i nomi così. Chiesa è uscito un altro. Va benissimo. La riflessione è un'altra che non sto sentendo in giro. Ho visto che hanno ripreso il discorso dei 47 giocatori e quindi noi sappiamo che dobbiamo vendere prima, perché non per una questione di soldi, che non abbiamo più soldi, è perché non li puoi mettere da nessuna parte. Se poi non te ne liberi, c'hai una serie di giocatori sotto contratto che proprio una serie di giocatori sotto contratto che non puoi, devi sistemare da qualche parte. Quindi, al di là di questo, il discorso proprio tattico: se giochi a 4 te ne servono 2 di centrali più i sostituti eventuali. Se giochi a 3 te ne servono 6. In questo momento nessuno sta considerando Olivera come uno dei 3, e che è un braccetto e che in nazionale gioca centrale e che nell'anno di Conte dello scudetto, nel primo anno, è finito a giocare centrale nella difesa a 4. Quindi io considero Olivera potenzialmente molto più difensore che non esterno, perché sull'esterno abbiamo Gutierrez e Spinazzola. Quindi il fatto che il Napoli cercasse Ghila e poi non ha affondato perché devi vendere prima forse, o perché tu trovi l'accordo con il calciatore, e poi se Lotito non fa opposizione, se riesci a fare un prezzo buono, te lo prendi subito e poi magari cerchi di sistemare qualcun altro. Ma se non fai così, se Lotito resiste, arriva un altro che spende più soldi. Se Ghila sfumato, ho letto, no? Allegri è molto dispiaciuto e deluso. Se Ghila sfumato significa andare su Gatti, vuol dire che tu qualcuno dei giocatori, dei difensori che hai, già lo hai previsto in uscita. Non c'è dubbio su questo. Beukema, Marianucci, Rafa Marin, Rachmani, Olivera, Buongiorno. Questi 3. Olivera lo vuoi considerare terzino, hai Gutierrez e Spinazzola. Non è possibile pensare che ti serve Gatti. Non ha alcun senso. Quindi io lo tendo ad escludere per questo motivo. Se giochi a 3, se giochi a 4 ancora di più, ma non lo so se giocheremo a 4. Quindi tutto questo discorso che porta a Gatti o ti stai vendendo a qualcuno, il che può essere una scelta, ma ci sono molti Bogazzi è un altro discorso, perché under. Allora, sui discorsi degli under, e il Napoli ne abbiamo parlato nel video di ieri, se ve lo siete perso, lì si spiega tutto il discorso degli under, che il Napoli ogni anno ne sceglie uno per fare una scommessa, ma deve essere a costi contenuti. Se Gatti ti chiedono 25, 20, ma anche 15, non esiste proprio. E non solo per quello che rappresenta Gatti, giocatore scorretto, giocatore che anche tecnicamente è un difensore che non mi piace. A quel punto io, se devo scegliere tra Gatti, mi prendo Rafa Marin, che fisicamente, che anche come caratteristiche è più o meno la stessa cosa, ma almeno ha dei margini e si intravede anche la possibilità di essere un po' più bravo a toccare il pallone e a gestire le cose. Gatti, onestamente, NO. I gatti dei vicoli miracoli. Da New York, Valerio Frido è tutto. Grazie per l'ascolto. Un like non ve l'ho chiesto. Se siete iscritti, già siete iscritti. Se no, iscrivetevi al canale, che domani approfondiamo.